benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Lentini arrestato un latitante condannato per una serie di rapine ai danni di anziani. In casa nascondeva un arsenale, 2 Kalashnikov, un fucile a pompa e diverse pistole. Ragusa violenta una donna che aveva risposto a un annuncio di lavoro. Lei, malgrado la depressione per il trauma, riesce a confidarsi con il medico curante che lo fa arrestare. Lo stupratore aveva precedenti per altri abusi. Gioventù fuori controllo ad Avola, nel siracusano, uno studente liceale ha aggiunto dell'acido nella bottiglietta d'acqua di una compagna di classe che per fortuna se l'è cavata con una lavanda gastrica, una bravata senza ragioni. Telefonini nei penitenziari. Al Pagliarelli di Palermo arrestato un avvocato che cercava di consegnare un cellulare a un detenuto della Sacra Corona Unita. Dopo l'allarme del procuratore di Catania, i radicali puntano il dito anche sull'emergenza droga in cella. Sono oltre 3.500 i bambini figli di migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni, una bestemmia planetaria, dice Emergency. Tocca all'Europa svegliarsi, protestano i 5 Stelle. A Palermo assunte 75 netturbine, insieme a 230 colleghi uomini. Prima richiesta delle nuove dipendenti, la collaborazione. A Mister Bianco, come vedete, gli studenti diventano ambasciatori di pace in occasione di un concerto contro la guerra promosso dalle scuole e dall'Associazione Internazionale Living Peace. Calcio finisce 1-1 il derby del provinciale tra Trapani e Catania. A Fitznaller risponde Lunetta. Primo tempo dominato dal Catania, nella ripresa viene fuori il Trapani. Prima vittoria in campionato per il Siracusa, che batte il Potenza in rimonta. Ben trovati. A Lentini dunque arrestato un latitante condannato per una serie di rapine ai danni di anziani. In casa nascondeva un arsenale. Desiree Ferlito. Le sue vittime preferite erano gli anziani. Arrestato un latitante a Lentini condannato a quasi 10 anni di carcere per diverse rapine. La sua latitanza è durata 1 anno. Il 35enne aveva escogitato un rifugio particolare per sfuggire alle forze dell'ordine, un appartamento nascosto collegato a un'altra abitazione di un familiare. Grazie a questo sistema poteva muoversi senza destare sospetti e comunicare tramite un interfono a circuito chiuso, convinto di rendere le conversazioni non intercettabili e di garantirsi così una latitanza serena, allietata dalla presenza di smart TV e videogiochi. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato Violentini hanno però svelato l'espediente. I poliziotti, insospettiti da movimenti anomali negli appartamenti, hanno ricostruito i suoi spostamenti e sono riusciti a sorprenderlo all'interno del covo. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto all'interno del nascondiglio un vero e proprio arsenale, occultati in una finta parete. 2 Kalashnikov e 6 caricatori, 2 pistole semiautomatiche, un revolver, una pistola ad aria compressa, un fucile a pompa calibro 12 e una Magnum con cartucce di vario calibro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad acclarare se attorno all'uomo ci fosse una rete di fiancheggiatori che gli abbiano assicurato una latitanza tranquilla fino ad oggi e come si sia procurato e a cosa potesse servire un tale quantitativo di armi sequestrate. Ragusa violenta una giovane donna che aveva risposto a un'offerta di lavoro. In cella un 58enne con precedenti per altri abusi. Veronica Barbarino. Falsi annunci di lavoro per adescare donne. Accade a Ragusa, dove un uomo di 58 anni, già con precedenti per lo stesso reato, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna di 28 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ibla, l'uomo avrebbe attirato la vittima con una proposta di lavoro per pulizia in appartamenti destinati a locazioni turistiche. Una volta ottenuto l'incontro, ha costretto la ragazza a subire atti sessuali contro la sua volontà.
La vittima, impaurita e scossa per la violenza subita, ha avuto il coraggio di reagire e si è confidata con il medico curante e con un familiare. Per il dolore e lo sconforto aveva messo in atto comportamenti autolesionistici, tanto da dover essere trasportata in ospedale. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo. Per la procura, la modalità del reato, la reiterazione e la vulnerabilità della vittima hanno reso necessaria la misura cautelare in carcere, in attesa del processo. Ancora brutalità contro le donne. A Catania è arrestato un uomo che aveva aggredito a calci e pugni l'ex compagna dopo averle distrutto a martellate la porta di casa. La vittima ha chiamato il 112, i carabinieri hanno fermato l'uomo nel quartiere di Cibali. Ad Avola, nel Siracusano, sospeso uno studente liceale che aveva aggiunto dell'acido nella bottiglietta d'acqua di una compagna di classe, che per fortuna se l'è cavata con una lavanda gastrica, una bravata senza ragioni. La preside dice si è pentito. Francesco Aloi. È stato sospeso il quindicenne che ha versato l'acido disincrostante nella bottiglietta dell'acqua di una compagna. Un'amara sorpresa che la ragazza per fortuna ha scoperto in tempo. Tutto è accaduto qui, in questo liceo scientifico, ad Avola, nel Siracusano. Il compagno, che non avrebbe spiegato perché ha compiuto il gesto, si è pentito. Ha espresso proprio la volontà di chiedere scusa alla compagna, alla famiglia e quindi insomma speriamo che sia veramente soltanto un brutto episodio. La studentessa, che ha bevuto soltanto un sorso e si è accorta che qualcosa era presente nell'acqua, è stata subito trasportata in ospedale. Dopo una lavanda gastrica le sue condizioni non destano la preoccupazione dei sanitari. È stato immediatamente convocato il consiglio di classe straordinario e sono stati presi provvedimenti affinché tutti gli attori di questa spiacevole vicenda siano tutelati. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno informato il Tribunale dei minori. Palermo ricorda oggi l'attentato mafioso di 46 anni fa in cui hanno perso la vita il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, due uomini dello Stato che si battevano per la giustizia e la legalità. Anche a Canicattì commemorazioni a 36 anni dall'assassinio, per mano di Cosa Nostra, del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano. Catania, i telefonini in carcere permettono ai boss di continuare a comandare. Il procuratore Curcio chiede di schermare le case di reclusione, ma i radicali spostano l'attenzione su altre emergenze. La prima, quella della droga nelle celle. Luca Ciliberti. Al Pagliarelli di Palermo l'ultimo caso. Arrestato un avvocato che cercava di recapitare un cellulare al detenuto suo assistito. Le parole del procuratore di Catania, Francesco Curcio, sulla permeabilità delle carceri sono pesantissime. Il nostro sistema carcerario è indifeso rispetto alla penetrazione di cellulari. Il procuratore denuncia il serio rischio di inquinamento delle indagini, parla di carceri indifese rispetto ai telefonini che entrano all'interno di un sistema rieducativo che va in tilt. La soluzione è a portata di mano. Con i droni, con i lanci arrivano questi telefonini, però se all'interno del carcere il telefonino, diciamo così, non può essere usato perché l'ambiente è schermato, allora a questo punto sarebbe del tutto inutile avere i telefonini. A spostare l'attenzione sulla vera emergenza delle carceri però sono i radicali. Le carceri sono diventate le più grandi zone di spaccio perché i familiari sono disposti, anche perché vengono ricattati, a pagare qualsiasi somma, a rovinarsi per pagare gli spacciatori che immettono la droga all'interno del carcere. Carceri polveriera, dove è un dato di fatto, oggi quasi tutto è permesso. Dalle Madonie a Gela monta la protesta dei cittadini contro il piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione. Tagli ai posti letto, riduzione dei servizi, tutto questo fa scendere i cittadini in piazza per difendere il diritto alla salute. Gerry Italia.
È una rivolta dal basso, quella che attraversa la Sicilia. Dalle Madonie a Gela, cittadini e sindaci contestano il nuovo piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione. Troppi tagli, troppe denunciano le scelte clientelari. Mentre nel Palermitano decine di primi cittadini firmano un documento di protesta, a Gela la mobilitazione ha preso forma questa mattina davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. Un sit-in simbolico carico di tensioni e paure contro un progetto che prevede meno posti letto e meno servizi in un territorio già fragile. In piazza studenti, associazioni e comitati dei pazienti oncologici, psichiatrici, cronici, tutti colpiti dalla scure dei tagli. La salute è un diritto umano, non dimentichiamocelo. Il mondo del volontariato appoggia il sit-in per il discorso della sanità a Gela, anche perché è sancito nella Costituzione italiana che ogni cittadino ha diritti uguali per la sanità, quindi è una cosa importante e io invito tutta la cittadinanza a venire sempre per questo motivo. Siamo qua per reclamare qualcosa per Gela, perché non può questa città che nel periodo estivo raggiunge 80-90 mila persone restare sempre nel buio. Noi desideriamo che questo ospedale non venga chiuso, perché non è possibile che da un paese così grande come Gela noi dobbiamo spostarci per andare altrove. A fianco della cittadinanza il sindaco Terenziano Di Stefano con la fascia tricolore e l'intera giunta comunale. Ci sono i tagli e c'è il rischio di depotenziamento di alcuni reparti, come quello di oncologia, come la radioterapia, come l'UTIN che addirittura rischia di scomparire e non lo possiamo permettere. Abbiamo chiesto, e lo ribadisco, senza colori politici, di scendere qui, fare sit-in davanti all'ospedale di Gela per farci sentire, per fare il rumore. La partecipazione non è stata oceanica, ma la voce della città si è comunque fatta sentire con forza. Un segnale chiaro: Gela non intende subire l'ennesimo depotenziamento del suo presidio ospedaliero. Adesso si attende il nuovo passaggio del piano in giunta regionale, ma i gelesi annunciano, se servirà, torneranno in piazza. Oltre 3.500 bambini, figli di migranti, sono morti nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni durante le traversate della Speranza. Numeri da tragedia, trattati come se fosse una cosa normale. Roberta Lunghi ha raccolto l'indignazione di chi opera da soccorritore umanitario e la reazione di quella parte della politica che invoca una pressione che arrivi fino all'Europa per azioni concrete. Ascoltiamo. La piazza di Gela oggi non ha parlato solo con slogan e cartelli, ma con storie che pesano più di qualsiasi numero. Storie di cittadini che con la sanità locale, con le sue luci e le sue ombre, hanno dovuto fare i conti sulla propria pelle. Storie come quella di Flavia, maestra di religione e madre di Rocco. Il giovane poche settimane fa è stato accoltellato alla rotonda est di Macchitella mentre tentava di sedare una lite banale. Un colpo alle spalle, un polmone perforato, 4 volte il shock emorragico. Oggi Rocco è vivo grazie al coraggio dei medici che non si sono arresi, ma anche lui ha pagato i ritardi, la burocrazia, le carenze di un sistema che ha dovuto chiedere aiuto a Catania perché mancava una terapia toracica necessaria. E vedere il proprio figlio rischiare di morire per un elisoccorso che non arriva in tempo è una ferita che Flavia porta ancora dentro. Mio figlio è arrivato qua al pronto soccorso, dove ringrazio veramente tutti i medici che si sono attivati in maniera eccellente, ma quando poi non abbiamo le strutture e vedo medici che si sbattono la testa e non sanno come fare per salvare un ragazzo, e io da mamma che vedo mia figlia che sta per morire, e allora dico a Caltanissetta e dico alla Regione: non è giusto, i nostri figli non sono figli di serie C, sono figli di serie A, non abbiamo colpa perché abitiamo a Gela, noi vogliamo una sanità giusta. La sua testimonianza è un grido che supera la cronaca e diventa denuncia. Avere una sanità efficiente non è un privilegio, ma un diritto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Mio figlio ha dato il shock emorragico 4 volte e 4 volte è morto mio figlio e 4 volte è risuscitato. Mamme, dove siete? Perché quello che è successo a mio figlio potrebbe succedere anche ai vostri figli. Questo è il mio appello. Salviamo i nostri figli, e per salvare i nostri figli abbiamo bisogno delle strutture, abbiamo bisogno di un ospedale dove ci sono dei medici bravi, eccellenti, e io li ringrazio di cuore perché hanno fatto di tutto per il mio figlio. E oggi, accanto ai cittadini in piazza, la voce di una madre ha reso ancora più forte la protesta. Gela non chiede promesse, ma risposte. Torniamo al servizio annunciato prima: più di 3.500 bambini figli di migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni durante le traversate della Speranza. Roberta Lunghi.
3.500 bambini sono morti nel tentativo di attraversare la rotta migratoria del Mediterraneo centrale verso l'Italia negli ultimi 10 anni. Ogni piccolo corpo disperso in mare, ogni paio di occhi che fissano i soccorritori che a volte non riescono ad afferrare quelle manine per strapparle alla morte, dovrebbero essere lo strazio, il dolore, l'indignazione del mondo intero. Eppure sembra quasi che regni la suefazione o peggio ancora, l'indifferenza. Per Andrea Bellardinelli, già direttore del programma Italia di Emergency, l'indifferenza è da appellare in un solo modo. Una bestemmia planetaria, per le ragioni che spesso noi non riusciamo, come operatori umanitari che stanno anche in mare, a salvarli tutti. E questo cambia la vita a una persona che non riesce per pochi centimetri ad afferrare un pezzo di vestito, un salvagente o una mano. Gli operatori umanitari fanno appello alla politica, ma qui le spaccature acuiscono la percezione di indifferenza, anche se c'è chi si ribella all'idea. Ogni numero di bambino morto è come se fosse un bambino nostro, un nostro figlio. Per la deputata occorre attuare un pressing politico. Continuare a denunciare in tutte le istituzioni, continuare a fare proteste, continuare a scendere in piazza, a fare atti parlamentari per sensibilizzare soprattutto il governo di centrodestra che in questo momento ci governa. Perché le ultime 3 sorelline morte giunte salme a Porto Empedocle non restino numeri di un pallottoliere, occorre agire sul fronte culturale. Parliamone nelle scuole elementari, medie, superiori, nelle università. Questi sono diritti che non sono e non staranno lì sempre, li dobbiamo mantenere e nutrire, vivi. Non possiamo dimenticare e girare la testa dall'altra parte. A causa di un incidente, l'autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Palermo all'altezza del chilometro 22 a Trabia. La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Termini Imerese con rientro sulla A19 a Trabia appunto. Nessuna limitazione invece sulla carreggiata in direzione Catania. L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria e ha coinvolto 11 veicoli. A Palermo la RAP, l'azienda che si occupa della pulizia della città, ha assunto 300 nuovi dipendenti, 75 sono donne, le abbiamo incontrate al lavoro. Marco Gullà. Loro sono Giorgia, Federica e Valeria, professione netturbine. Hanno 18, 19 e 20 anni e sono state assunte da poco dalla RAP a Palermo. Fanno parte dei 306 addetti entrati in servizio nell'azienda che si occupa della pulizia della città. 75 sono donne, una RAP in rosa per dare un volto nuovo al capoluogo. Ho dato sempre a tutte loro il benvenuto perché sono felice che ci siano tante ragazze giovani, entusiaste, che partecipano alla rinascita della RAP. Sveglia presto, colazione e lavoro in giro per le strade di Palermo. Noi timbriamo alle 6, riceviamo il nostro servizio, alle 6:30 siamo operativi e torniamo poi in sede abbastanza stanchi, però soddisfatti del lavoro svolto. E con dispiacere a volte troviamo nuovamente la strada sporca non appena è pulita, però invitiamo anche il cittadino a impegnarsi a mantenere la città in ordine per com'è. Ed eccole qui, mentre lavorano in una delle vie centrali della città. Chiedono soprattutto la collaborazione del cittadino. Collabori con noi e a noi fa un piacere. Poi i 9 assunti più gli altri, come dicevo, che stanno portando un apporto determinante, sono tutte persone che hanno una buona volontà. La RAP prossimamente farà altre assunzioni, il lavoro sicuramente non manca. Buon lavoro alle nuove assunte e ai nuovi assunti. E a Mister Bianco adesso, dove gli studenti salgono sul palco per diventare ambasciatori di pace, in occasione di un concerto per la pace, appunto, promosso dalle scuole in collaborazione con l'associazione internazionale Living Peace. Orazio Longo.
L'obiettivo è costruire ponti di dialogo e amicizia, spiegano gli studenti dal palco, di testimoniare con la vita e con azioni concrete che è possibile un mondo unito. 5 band giovanili sono state protagoniste del concerto per la pace al Teatro Nelson Mandela di Mister Bianco. Presente Carlos Palma, fondatore di Living Peace, che dopo aver vissuto il dramma della guerra in Medio Oriente per 25 anni si è chiesto come poter dare una risposta concreta al bisogno di pace. Faccio mio il messaggio delle Nazioni Unite. Lavorare ora per un mondo più pacifico, cioè non aspettare più. Il mondo non aspetta più, è urgente bisogno di atti concreti ora per la pace. Il progetto Living Peace è presente in diversi paesi del mondo. Durante la serata sono stati nominati tra i ragazzi i giovani ambasciatori di pace. Il concerto è stato organizzato nell'ambito di un progetto di rete promosso dagli istituti scolastici Padre Pio di Mister Bianco, di Guardo Quasimodo e Italo Calvino di Catania, in collaborazione con le associazioni Living Peace e Giovani per un Mondo Unito. La nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania fermato sull'1-1 al provinciale di Trapani e poi la prima vittoria in campionato del Siracusa contro il Potenza. State con noi, vi aspetto. Il derby provinciale finisce 1-1, a Fischnaller risponde Lunetta, primo tempo dominato dal Catania, nella ripresa viene fuori il Trapani. Il nostro inviato Marco Carli. Un punto ciascuno non fa male a nessuno, anche se alla luce del primo tempo è il Catania che esce con più rammarico dal provinciale. Finisce 1-1 fra Trapani e i rossazzurri. Toscano fresco di rinnovo è in tribuna per squalifica. In campo 2 cambi rispetto all'ultima, Corbari in mezzo e Lunetta dal primo minuto dietro forte al posto di Jimenez. Dopo un avvio in cui il Trapani impensierisce le retroguardie etnea, soprattutto con Canotto, è il Catania a prendere in mano l'incontro costruendo un gran numero di occasioni. Ciccerelli impegna Galeotti su punizione. Casasola, brillantissimo sulla destra, serve Forte che non arriva per un soffio sul cross. La stessa coppia ha un altro spunto qualche minuto dopo. Questa volta Forte riesce a concludere ma trova una deviazione e la parata del portiere. Sul finale di tempo, Lunetta si presenta in area, serve indietro, arriva Corbari che manda al lato di un soffio. Rimane comunque la prova assolutamente positiva, siamo andati a giocare contro una squadra forte, una squadra in salute e credo che se c'era una squadra che stasera meritasse la vittoria questa era sicuramente il Catania. Come aveva dominato sulla destra nei primi 45 minuti, il Catania soffre sul suo out di sinistra in avvio di ripresa. Una partita da 2 volte, il primo tempo il Catania ha fatto molto bene, anche se ha sofferto magari il nostro palleggio, però onestamente ci ha messo in difficoltà in più di una circostanza. Al secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa negli spogliatoi tatticamente e siamo ripartiti col piglio giusto. Dalla destra spiove il cross su punizione di Benedetti, su cui Fischnaller incorna per l'1-0 dei Granata. Il Catania accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio. Ancora Fischnaller, il migliore dei suoi, non arriva per un soffio sul tiro cross di Canotto. Michele Napoli a quel punto richiama Celli, non prima che l'esterno arrivi alla conclusione ben parata da Galeotti. Entra Donnarumma, che è subito protagonista. Dal suo cross di sinistro nasce l'occasione per Lunetta, che è bravissimo a controllare e a battere di destro il portiere Granata 1-1. Il Catania ha il tempo di non concretizzare una nuova occasione con Forte, che questa volta conclude fuori dopo l'assist di Lunetta. Entra anche Stoppa, che va a contatto con Salines in area di rigore. Napoli spende la card, ma al video support l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. Niente penalty, si resta sull'1-1, un bel derby ricco di emozioni. Il Catania ha dimostrato dopo 2 partite giocate male di poter tornare a recitare da protagonista, soprattutto se riuscirà a recuperare la svelta agli infortunati. Caturano sarà fra i disponibili a Cerignola. Il Trapani resta imbattuto, senza la penalizzazione sarebbe a quota 12 e si conferma fra le squadre top del girone. Per gli azzurri di Siracusa arriva il primo successo stagionale, succede tutto nel secondo tempo, in 3 minuti i leoni trascinati da un super valente ribaltano il Potenza e vincono 2-1. Marco Petrolito.
Va sotto, soffre, poi rimonta e finalmente può sorridere. Dopo 5 sconfitte consecutive il Siracusa getta il cuore oltre l'ostacolo e conquista i suoi primi 3 punti stagionali, piegando in rimonta un Potenza che aveva interpretato bene la gara e aveva trovato anche il vantaggio nella ripresa prima di subire la reazione dei leoni azzurri. La prima vera occasione del match arriva al 18esimo con Valente che controlla bene con il tacco e caccia di sinistro senza inquadrare la porta. 2 minuti dopo è lo stesso Valente a crossare per Guadagni che di testa manda al lato. Nel finale di tempo ci provano Capanni, parata di Alastra e dall'altra parte Petrungaro, tiro deviato in angolo dopo una bella percussione centrale. La ripresa si apre con Capanni che ben servito in profondità manda a spasso la difesa lucana e va con il destro centrando in pieno il palo. Ma alla prima vera occasione, sugli sviluppi di un'azione di rimessa, a passare sono gli ospiti. Selleri fugge sulla destra e serve Dauria che tutto solo in area supera Farroni. Il Siracusa accusa il colpo e rischia di subire il gol del raddoppio, ma Farroni salva con 2 grandi interventi, prima su Selleri e poi su Petrungaro. E al 66esimo, nel momento forse più difficile, arriva il pareggio azzurro. Tiro cross di Valente dalla sinistra e clamorosa indecisione di Alastra che regala il gol della speranza agli azzurri. Il Siracusa ci crede ed è ancora Valente dopo 3 minuti a mettere in mezzo per Puzzone che svetta di testa e firma il 2-1 per la gioia degli 83.000 del De Simone. Il Potenza prova ad attaccare a testa bassa, tentando il tutto per tutto, ma a parte una conclusione alta di Mazzeo, non crea più nulla. Vittoria che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per il Siracusa, che ritrova il morale e la convinzione di poter ripartire e risalire la classifica. Turati può dunque sorridere, i suoi leoni hanno finalmente mostrato quella determinazione e la cattiveria agonistica che proprio il tecnico aveva invocato alla vigilia. Adesso testa al Cosenza, che domenica, sempre in casa al De Simone, rappresenta il prossimo scoglio da superare. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.